Abbiamo esercitato il nostro diritto di critica e di sollevare una questione riguardo all'andamento aziendale, invece di risposte nel merito di come sta andando l'azienda e che cosa si prospetta per i lavoratori e le lavoratrici dell'azienda, abbiamo ricevuto una querela che è intimidatoria ma che è stata sicuramente e assolutamente archiviata dal giudice. 21 marzo 2024 Filten CGL trasmette agli organi di stampa una nota in cui viene espressa preoccupazione per le sorti della Piave Maitex, storia azienda tessile di Feltre, stretta fra continui ricorsi a cassa integrazione, assenza di piano industriale, relazioni sindacali precarie. Per gli 80 lavoratori uno scenario che non induce all'ottimismo. La sera stessa l'amministratore unico dell'azienda, Marco Ballorini, saputo dell'iniziativa del sindacato e letto qualche anticipazione del contenuto del comunicato stampa, tenta di bloccare l'uscita della notizia usando modalità che lo stesso sindacato dei giornalisti del Veneto definisce inaccettabili nei toni e nei contenuti. I giornalisti incassano la solidarietà della Camera del Lavoro e di Filten CGL, ma proprio il rappresentante di quest'ultima, a stretto giro, viene querelato per diffamazione da Piave Maitex. La vicenda giudiziaria si è da poco conclusa. Per ben 2 volte il giudice ha disposto l'archiviazione per la non sussistenza del reato. Abbiamo sempre cercato di avere delle interlocuzioni costruttive nel rispetto dei ruoli, facendo delle critiche nel merito e ripeto, non abbiamo ricevuto risposte nel merito ma solamente una porta sbattuta in faccia che però il giudice ha sottolineato come non fosse assolutamente la scelta migliore né per l'azienda né tantomeno per i lavoratori e le lavoratrici. L'episodio ha però lasciato l'amaro in bocca perché ha evidenziato le difficoltà sempre più ricorrenti nelle relazioni sindacali laddove non sono improntate al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti. Non se ne esce da questa situazione senza come una discussione di merito rivolta fattivamente alla soluzione dei problemi, non a chiudersi a riccio e a rigettare qualsiasi considerazione o qualsiasi proposta da parte delle organizzazioni sindacali che fino a prova contraria rappresentano i lavoratori, che credo ancora siano la parte importante dell'industria del nostro Paese.